Salute a tutti, la stazione di sosta di Tegula, posta a 34 miglia, 50,32 km da Sulcis, era situata presso l'attuale chiesa e torre di Sant'Isidoro, affacciata su quello che resta dello stagno sul Rio Leonascio. Secondo un racconto tramandato oralmente, gli abitanti di Tegula spostarono la loro sede verso l'attuale Teulada a causa delle continue scorribande saracene. La voce Tegula, Tegulata o Teulada è riferita alla copertura di una casa, di un pozzo sacro o di un tempio. Tra gli altri, l'edificio coperto viene chiamato Cuguddatu. Ancora oggi si usa dire non ses teulaccio a una persona che non riesce a prendere al volo un oggetto che gli viene lanciato. Ciò è dovuto al fatto che non molto tempo fa le tegole per coprire i tetti delle case basse venivano lanciate da terra verso il tegulante che stava sulla volta dell'abitazione. Come molaria per le macine o mole fatte ruotare dal molente o asino, Tegula o Tegulata deve aver acquisito tale toponimo per la sua grande o particolare produzione di tegole. La città di Tegula non viene citata da Tolomeo nella sua geografia. Questo dato potrebbe essere la prova secondo cui l'itinerario antonino riporta i nomi di città più antiche rispetto a quelle citate da Tolomeo. La città, con il suo porto lacustre, erano situate in prossimità dello stagno sul Rio Leonascio, ridimensionato dalle recenti bonifiche. Ancora oggi, dalla chiesetta di Sant'Isidoro si può ammirare un vasto panorama mozzafiato. In direzione sud si giunge a Capo Teulada, noto per il suo poligono, conosciuto dai latini come Chersonesium Promontorium. Da Tegula, oggi come allora, la litoranea segue verso nord. Alcuni miliari sono stati rinvenuti nei pressi della biforcazione Tegula-Nora-Bittia. Il geografo Claudio Tolomeo nomina per questa parte della costa di Chia il porto e la città di Bittia. Tale approdo poteva essere situato, come del resto quasi tutti quelli della Sardegna antica, all'interno di uno specchio d'acqua dolce. Nei pressi di Chia, il porto lacustre più idoneo ad accogliere le imbarcazioni sarebbe stato quello posto sullo stagno di Stangioni dei Susali, bacino in origine molto più ampio. A dominio della vallata era posta la città. Il fatto che Teulada o Tegula abbia acquisito un toponimo così particolare la dice lunga sull'arte architettonica dei sardi. Subalatto, il palazzo, ad esempio, deriva da pala, il dirupo scosceso, rappresentato fin dal Neolitico nelle Domus Deianas con il tetto a doppio spiovente. In provincia di Sassari, a Padria, antica Curulus Vetus o vecchia città dei carristi, in uno dei tre colli su cui è stata edificata la cittadina, esiste l'edificio chiamato Subalatto. Anche a Roma, in uno dei tre colli sotto i quali è stata fondata l'urbe, si trova il Palatino, o piccolo palazzo. Che vi sia un primato sardo rispetto a quello romano-latino lo si evince dal fatto che Subalatto è anche il toponimo di uno dei tre colli ai piedi dei quali è stata costruita la cittadina di Cuglieri, indicata nel periodo romano come Curulis Nova o Nuova città dei carristi. L'addizione di Rocca, di Palatto, si rileva anche a Tiesi, Montresta e Ossi. Subalatto è pure la parte superiore della bocca, su cui si articola il triangolo vocalico, strutturato con un tetto a doppio spiovente, con le ossa palatine unite da un incavo longitudinale, detto raffe palatino. La trave mediana che si può ammirare scolpita in rilievo nei palatos neolitici sardi riprodotti nelle Domus Deianas ha la sua origine onomastica nel trau, travu senza la sincope della consonante V, toro in italiano. Per assimilazione regressiva della vocale iniziale U, trau è inoltre la metatesi o spostamento della consonante liquida R all'interno di parola dell'etimo turrao, da turre o da turru, rispettivamente torre nuragica e bastone del tirso. Su trau, toro da monta, si oppone al boe o bove, animale domestico o castrato da tiro. Il sardo rebatto porta al re boato o beato, il divo con le corna, e trova corrispondenza con lo spagnolo rebatto, che vuol dire calore, febbre. Rebotto è un termine che si trova nella postilla amiatina, Monte Amiata, ed è un frammento di un atto notarile del 1087. Tale termine si specchia con il francese ribot,
che indica il malvagio, il diavolo. In altre parole, il re boato o bovato è legato alle protumi taurine. Infatti la volta delle abitazioni, denominata bovida, e l'area sorretta dalle mura perimetrali della volta è detta boidu, vuoto. Un roboante suono viene equiparato al boato, vale a dire al muggito del toro, trau, o del bove, boe. Il tuono invece è chiamato in sardo trono, metatesi di turrono, da turro o tirso. In altre parole, la forza magica del tirso poteva scatenare l'ira degli dei con tuoni e fulmini. Il boe si rifà alla trasposizione dal cielo sulla terra della costellazione del toro, che disegna nel cielo le corna taurine. In sardo, il raduno di più persone, come quelle rappresentate da tale gruppo di stelle, è detta abuj, come fossero stars. Tali stelle erano definite beate, da boatas. La parte opposta alla lama, quella spessa che ne tiene la struttura, si chiama in sardo tolu. Abbarrare tolu vuol dire stare ritto, come un eritonius. Per parafrasare che una donna porta la lingua tagliente e la schiena dritta, in sardo si dice es femina, deazza e de tolu. La tolos, prestito greco del sardo pelagico tolu, è in archeologia la struttura che sorregge la volta nuragica a pianta circolare. Tolu è un cognome diffuso in tutta la Sardegna, porta la stessa radice del Tolu, la città gallica di Tolosa, nonché in età romana il re di Veio, Tolumnius. Con il sostantivo femminile tolos, i greci indicano l'edificio cupolato e di figura tondeggiante, nonché la sala circolare delle cerimonie, simile alla capanna nuragica delle riunioni. Cambiando accento e genere cambia anche il significato, poiché con tolos si fa riferimento al sudiciume. Quando un sostantivo come quello di tolos è isolato nel vocabolario greco, vale a dire che non è accompagnato da aggettivi o altri modi di dire con uguale radice, significa che il termine è stato preso in prestito da un'altra lingua. Tolos passa al latino con tolus e al sardo con tolu. Per questo al tolu è legato il verbo atolare, che vuol dire proprio chiudere, serrare, come quando si completa una finta volta nuragica con cerchi concentrici sempre più stretti. Inoltre attoliare significa fare e dire le cose con fermezza, così come deve essere edificata una tolos in modo che possa durare nel tempo. Una pseudocupola o finta cupola, quale è ad esempio quella del Pozzo Sacro di Fontana Coperta di Ballao, si basa sulla gravità e non sfrutta l'effetto arco della cupola. L'arco a raggiera, da rash o raggio di sole, è conosciuto dai sardi fin dal Neolitico. Le cosiddette anticelle delle nostre domsdeianas ripropongono in miniatura la tettoia a cupola, sebbene i travetti che la sorreggono siano di legno. Il dato più sorprendente sta nel fatto che tali travi disegnano una copertura semiconica, tenuta e raccordata da un anello simile a quello che chiude la tolos nuragica o la cupola dei più moderni edifici, chiamato oculum. La funzione preeminente di tale occhio architettonico era quella di osservare il cielo. I pozzi sacri di Fontana Coperta e quello di Cuculum Ragi a Settimo San Pietro sono simili per struttura al pozzo sacro di Garlo, in Bulgaria, situato nei pressi della capitale Sofia, in origine denominata Sardica. Fra gli archeologi bulgari e quelli sardi sono nate delle divergenze in ordine alla datazione di questi monumenti. I bulgari considerano più antico il loro pozzo sacro, avanzando quindi l'ipotesi che i Sardana siano partiti dalla Bulgaria, in antico terra di Tracia, e abbiano colonizzato la Sardegna portando nell'isola la Tolos o Tolu. Fortunatamente per noi in Sardegna esistono centinaia di pozzi sacri, quali quello di Santa Cristina di Paulilatino, costruito con la tecnica isodoma, vale a dire con conci perfettamente squadrati. Inoltre la finta volta a Tolos è caratteristica dell'architettura nuragica che risale nel tempo a periodi ben più antichi degli stessi pozzi sacri. In ogni caso, il problema della datazione di questi monumenti megalitici è un argomento importante che dovrebbe essere trattato con una visione multidisciplinare, tenendo in considerazione anche la linguistica. La lingua sarda, con la sua struttura sillabica, può essere paragonata a una doppia elica del DNA.
in cui a una vocale sono unite una o due consonanti, formando una indistruttibile catena, simile all'architettura megalitica della Sardegna. Con il fondatore linguistico si può sostenere che termini quali tolos o tolo, volta o bovida, trave o trae, palazzo o palato, tegola o tegula provengono dalla lingua sarda. Detto in questo modo, appare più chiaro che non sono stati i greci a insegnarci a costruire un tetto sopra la nostra testa. Saludos a tutti.